Con il presidente del MAS del calcio conegliano per parlare comunque non tanto del calcio conegliano, poi magari ne facciamo un accenno, però parliamo dei tornei che il torneo importante che il comitato ha organizzato e che vede Conegliano appunto come sede di finale. Sì, quest'anno ci hanno fatto l'onore di far fare le finali del torneo Calego, il torneo della Marca Lisiero a Conegliano, e il galà di presentazione qua a Conegliano, quindi noi siamo onorati di questo e speriamo che vada tutto bene questa serata. L'altro anno avete avuto un settore giovanile che ha trionfato e ha fatto il triplete, quest'anno come sono andate le cose? Le cose non sono ancora finite, abbiamo avuto il livello si è alzato, quindi adesso facciamo campionati elite con i giovanissimi e con l'Under 19. L'Under 19 si gioca la permanenza in categoria nelle ultime due partite qua, e invece i giovanissimi hanno brillantemente fatto un buon campionato, quindi abbiamo mantenuto la categoria. Invece l'Under 17, i famosi allievi, stanno dominando il loro campionato regionale e passeranno di categoria nell'elite anche loro. Ecco, quindi andiamo avanti con questi discorsi qua. Presidente, siamo giunti per quanto riguarda l'eccellenza alle ultime battute, il campionato di eccellenza, quindi domenica sarete a San Donà, per loro è importante perché insomma il risultato positivo loro, magari non proprio positivo a Castello di Godego anzi a Noale per il Calvinoale e per la Godigese. Voi siete tranquilli perché i playoff li farete, come vedi questo finale? Sicuramente molto bello. Il finale è entusiasmante, con tre squadre che si giocano ancora la possibilità di passare in Serie D. Noi siamo spettatori, faremo i playoff e poi vediamo, vinca il migliore a questo punto qua. È stato un campionato impegnativo per voi perché avete avuto un po' di alti e bassi, però insomma siete lì. Teniamo conto che noi mancavamo dalla categoria da 12 anni, 13, adesso non mi ricordo più con precisione perché il tempo passa e non mi ricordo più neanch'io tanto bene le cose, però abbiamo fatto un campionato importante di vertice, siamo stati anche in vetta qualche giornata e ce la siamo giocata fino all'ultima, ce la giocheremo fino all'ultima partita, tenendo conto anche che c'è stata una finale di Coppa regionale importante dove abbiamo anche perso, qualcuno diceva anche non meritatamente, però il risultato se il campo non si contesta mai. Quindi aspettiamo l'ultima settimana intanto. Allora io voglio sottolineare che noi siamo come dirigenza molto contenti della stagione che abbiamo fatto, aspettiamo queste ultime battute e poi tireremo le somme finali.